È il centro storico di Padova, il salotto buono di Piazza dei Signori ad ospitare le operazioni di partenza della quarta ed ultima tappa del Giro del Veneto riservato agli juniores. Organizzazione dell'SC Padovani impeccabile per le prime 3 giornate di gara e tutto è pronto anche per quella che è la tappa decisiva. 95 km da Padova a Selve di Teolo con il circuito del Monte Sereo a fare la differenza prima della salita finale di Costigliola, che sarà chiamata a decretare il nome del primo vincitore di questa manifestazione. Sono 123 gli atleti che si schierano alla via dell'ultima frazione per una tappa che si preannuncia decisamente combattuta, dal momento che i distacchi in classifica generale sono ancora minimi. Una edizione del Giro del Veneto che ha regalato grande spettacolo sulle strade delle province di Padova, Vicenza e Treviso e che proprio in questa ultima giornata di gare offrirà l'ultima passerella ai propri protagonisti. In maglia rossa della classifica generale griffata Polo c'è Alberto Cavallaro, è lui che sarà chiamato a difendersi dopo le prime 3 giornate di corsa e si parte subito a spron battuto, gruppo in lunga fila indiana nei primi chilometri che va a transitare per la prima volta sulla linea d'arrivo posta proprio nei pressi degli stabilimenti della Polo Ristorazione, un gruppo mantenuto sotto controllo dagli uomini della Work Service, anche se non mancano gli attacchi. Infatti sono diversi gli atleti che tentano di andarsene in fuga in questa fase centrale di corsa, perché ovviamente ci sono ancora tutti i traguardi da assegnare, a partire dalla maglia dei Gran Premi della Montagna, quella dei traguardi volanti e poi ovviamente anche quella più ambita della classifica generale. Una tappa, dicevamo, molto veloce che al chilometro 70 vede andarsene in fuga Renato Favero della Borgomolino Vigna Fiorita, sesto in classifica al via di quest'ultima tappa, insieme a Stefano Viezzi del team Tiepolo Udine. Favero, recente campione europeo e record del mondo su pista con l'inseguimento a squadre. I due ragazzi riescono a guadagnare 30 secondi di vantaggio sul gruppo, vanno a scollinare sull'ultimo passaggio sul Monte Sereo e con un bottino di 20 secondi si presentano ai piedi della salita di Costigliola. È qui però che il plotone, o meglio le prime avanguardie del gruppo, si riportano sui due attaccanti e aprono il capitolo decisivo di questo Giro del Veneto Juniores targato 2023. A ricucire lo strappo sono soprattutto le maglie del team Fratelli Giorgi. La formazione bergamasca è determinata a far bene in quest'ultimo atto, replicando ciò che aveva fatto anche al Giro del Friuli Juniores, vale a dire andandosi ad aggiudicare il traguardo dell'ultima tappa. Quando siamo ormai in vista dell'ultimo Gran Premio della Montagna del Giro del Veneto, rimangono al comando in 11. Si tratta di Cipollini e Cavallaro della Work Service, quindi ci sono Monister e Mellano del team Giorgi, con loro Montagnier della Borgomolino, Negrente della Salistefen, Cattani della Bustese Olonia, quindi Bicelli dell'Aspiratorio Telli, Zanutta del team Tiepolo Udine e ancora Archetti della Bustese Olonia e Vesco del team Giorgi. Questi 11 attaccanti riescono a scavare un solco incolmabile per tutti gli inseguitori, si presentano così sul rettifilo d'arrivo, dove è volata a ranghi ristretti. Ad avere la meglio nuovamente per la seconda volta in questo Giro del Veneto è Edoardo Cipollini. Terza vittoria al Giro del Veneto, un finale pirotecnico oggi. Oggi finale pirotecnico. Penso oggi sia stata la tappa più dura a mio avviso, perché i primi giri si andava sempre a 50 all'ora, guardavo il contachilometri, si aveva 45-46 di media, con quello strappo e il circuito nervoso era impegnativo. Poi sapevamo io e Alberto, essendo primo e secondo in generale, che sulla salita dovevamo fare una prestazione da riuscire a non staccarci. Anzi, siamo scollinati, anche se all'inizio della salita hanno attaccato gli scalatori puri, mi sembra Turconi e forse anche Privitera. Non era lunghissima, però aveva delle pendenze non semplici. Siamo scollinati al GPM nei primi 5, quindi meglio di così, poi si è controllato. Volata, sono riuscito ad avere la meglio un'altra volta. Alberto Cavallaro, il Giro del Veneto, la prima edizione del Giro del Veneto Juniores è tua. Sarai tu il primo nome in questo Albo d'Oro, un orgoglio immagino.
Sono contentissimo, non me l'aspettavo. Ho cercato di tenere la maglia fino all'ultimo, grazie a Edo che mi ha aiutato in salita non essendo leggerissimo e sono riuscito a tenere gli scalatori e sono contentissimo. E allora l'ultima giornata di gare si chiude ancora una volta con il successo in volata di Edoardo Cipollini che precede Monister e Montagnier, mentre la classifica generale premia Alberto Cavallaro che precede sul podio il compagno di squadra Cipollini e Alessandro Cattani della Bustese Olonia. Assegnate anche le ultime maglie del Giro del Veneto e dopo il traguardo la Polo ha ospitato tutti i protagonisti del Giro del Veneto sul proprio terrazzo panoramico affacciato sui colli euganei dove si sono svolte le premiazioni di fine Giro del Veneto Juniores 2023. E a noi prima di chiudere non resta che ascoltare le parole di patron Galdino Peruzzo per un bilancio complessivo della manifestazione. Galdino Peruzzo, si chiude la prima edizione del Giro del Veneto. L'avete sognata, l'avete pensata, l'avete realizzata e portata a termine. Un grande successo organizzativo. Sì, un grazie ai miei uomini, ai miei collaboratori perché hanno lavorato molto sodo e la soddisfazione che abbiamo visto insomma che le cose sono andate bene. L'SC Padovani si dimostra anche una macchina organizzativa davvero numero uno. Abbiamo visto tanti giovani mettersi in luce su questo percorso davvero spettacolare. Sì, adesso speriamo di metterci in luce anche come squadra, no? Stiamo lavorando anche per fare una bella squadra l'anno prossimo e vediamo, dai. Oltre a organizzare la corsa anche avere una bella squadra. Ecco, a proposito del 2024, ci sono già progetti in corso? Ci sono già, ieri sera a tavola già hanno cominciato a suggerire qualcosa, i progetti ci sono anche per migliorarci in quelle poche cose che abbiamo visto che non sono andate molto bene.